Buonasera a tutti ragazzi, questo video è in onore a tutti i post che stanno su Facebook, Twitter, Instagram. In effetti, perlomeno qui in Campania già le mamme stanno festeggiando ragazzi, quindi già me l'immagino lunedì mattina, anzi martedì mattina 11 settembre, tutti a festeggiare, finalmente i bambini ritornano a scuola, a Sciafamaron, tutti quanti sui social, tutti quanti a sperare che stanno pregando che arrivi martedì, perlomeno qui a Salerno in Campania si aprono le scuole e i bambini tutti quanti vanno a scuola, quindi le mamme martedì 11 saranno così come in questa foto a gioire, già sui post sui social, ma specialmente su Facebook è pieno, si vede proprio l'immagine come questa qua con la scritta sotto martedì finalmente, quindi tutti stanno attendendo questo momento proprio, dicono per 3 mesi ci avete martorizzato, ora la pace dei sensi, quindi andranno alle 8:30 e usciranno alle 4, quindi queste mamme stanno gioendo in questo momento, queste perlomeno qui a Sud Italia tutte quante sono sorridenti. Su che pagine giri su Facebook vedi la mamma che dice martedì si festeggia, martedì la festa della liberazione, ma c'è davvero di tutto su Facebook, su Twitter, su Instagram per il fatto che si apre la scuola, ma non perché vanno a scuola i ragazzi, perché finalmente stanno libere, quindi dopo 3 mesi che purtroppo chi ha un figlio, vabbè, ma immaginiamo uno che ha 3-4 figli, tenerli 3 mesi, 24 ore, non so se mi spiego. Quindi ora tutti quanti su Facebook pieno, vedete champagne che stanno nascosti, come ci sta una vignetta su Facebook che ho detto prima, che ci sta la mamma e papà con uno c'ha la bottiglia dietro, l'altro c'ha 2 bicchieri e il ragazzo con la cartella alle spalle che sta andando a scuola. Quindi come chiudono la porta si mettono a festeggiare. Quindi questa è, diciamo, una cosa divertente, quindi l'ho voluto fare proprio così. Sì, è vero, grazie. Martedì perlomeno qui tutte le mamme faranno la festa delle donne, sono convinto io. Tutte quante già mi immagino il tipo napoletano, a Sciafamaro, già sta chi sta pregando Patria Pia, chi sta pregando la Madonna, tutti quanti pregano che si apra la scuola. Quindi dopo 3 mesi di sofferenza, diciamo, si ritorna alla normalità, quindi stanno quasi pregando. Sì, sì, tutti quanti su Facebook è pieno, ti giuro. Ogni volta che cambio pagina esce con champagne, martedì, martedì, perché qui martedì si aprono asili, quindi immagina le mamme che pure mia cognata già sta con lo champagne in mano, ad età martedì finalmente. E lui c'ha due piccolini e uno grandicello, quindi già tre che vanno a scuola, poi mio fratello va al lavoro, quindi c'ha solo a casa finalmente dopo 3 mesi. Quindi stanno tutti quanti come questa foto che ho messo, l'ho messa apposta, che martedì mattina staranno tutte così con lo champagne in mano. Quindi si ritorna alla normalità, quindi è anche giusto. Sì, 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 sta aspettando proprio con ansia quello che c'è i gemellini, quelli ci stanno tutti e due, il maschietto è un po' più vivace, ma quelli sono da terza guerra mondiale. Pensa che devi stare appresso a loro, quindi ti immagina martedì che vanno tutti e due all'asilo, il grande va alla scuola, mio fratello va a lavorare, ha detto beh venite a pigliare il caffè così festeggiamo, mezzo un poco. Quindi immagina come lei ce ne stanno a migliaia, anzi a milioni forse, non solo a sud ma penso pure a centro e a nord, quindi diciamo che è così ragazzi, qui perlomeno a sud tutte le mamme stanno proprio aspettando, già hanno comprato i libri, di che basta che te ne vai, già hanno fatto tutto, dice i libri sì, già l'abbiamo comprato, lo zainetto sta qua, già hanno fatto tutti, già stanno preparati qui già i libri tutti, già tengono tutti, così non posso dire mamma io non posso andare a scuola, no, tengono già tutti ragazzi, già ci ho preparato le mamme qua.
dammi la lista dei libri, ti fa capire tutto quanto e basta che la finimo, così vai a scuola. Poi dopo la scuola, ragazzi, la botta finale, perché ci vuole qua, io lo chiamo il colpo di grazia, il dopo scuola, quindi perlomeno diciamo a chi frequenta tipo le elementari o le medie lo mandano al dopo scuola, che sarebbe una insegnante, diciamo una signora che insegna diciamo a fare i compiti diciamo dopo la scuola, e quindi un altro 2 orette che la tiene la signora. Quindi diciamo fra la scuola e la dopo scuola diciamo che si è fatta sera, si devono mettere a dormire e poi domani riparte di nuovo uguale. Quindi giustamente hanno ragione, festeggiare. Vabbè ragazzi, ho fatto questo video proprio per sfizio, l'ho voluto fare. Quindi se avete un'amica che vuole festeggiare martedì, condividete questo video in segno che la signora festeggerà martedì, oppure altre parte sarà l'altro lunedì, ma comunque l'apertura della scuola sarà felice perché finalmente resterà tranquilla. Quindi vi auguro una buona serata e oramai siete libere, un altro poco. Quindi oggi è 5, altri 6 giorni perlomeno a Salerno, altri 6 giorni di sofferenza, poi è finita. I ragazzi già stanno sudando. Buonasera a tutti ragazzi e buona cena a tutti, ciao.